Lorenzo d'Alessandro nacque a San Severino, nelle Marche, tra il 1445 e il 1450 e tra le Marche e l'Abruzzo manifestò il suo lessico delicato, con sfumature umbre e toscane. E le opere che in queste terre ancora restano, altre purtroppo sono oltremare, cercheremo di illustrare la sua personalità. Nella chiesa della Madonna dell'Ara, a Paterno, una figura allungatissima accoglie sotto la sua protezione una platea orante e la Madonna della Misericordia, il cui manto è retto da due angeli. Lei sostiene con il braccio destro il bimbo che, a sua volta, tiene in mano un uccellino e, con l'altra mano, in solita posizione, abbraccia la madre dal volto immalinconito. Per quanto opera semplice, di gusto popolare, presenta elementi che si ripeteranno. Il disegno delicato, il bimbo retto in braccio ed il velo. La sproporzione tra le braccia di Maria è perdonabile, essendo uno dei suoi primi affreschi. Ai lati San Rocco e San Sebastiano che ritroveremo. Nell'ospedale di Matelica lo schema si ripete. Angeli reggono il baldacchino, delizioso quello a destra, il bambino con un balestruccio nel palmo ed un velo che, per quanto sciupato dal tempo, copre il mantello blu trattenuto con la sinistra. Cosa può immalinconire la madre di un bel bimbo nato, sano ed affettuoso? Un presagio che nell'affresco è un'anticipazione. Sul petto lei ha una piccola croce. La scelta cromatica degli abiti è felicemente armonica ed il passaggio da tono a tono è quasi impercettibile. In trono, tra i santi Antonio Abate, Marco in ginocchio, Sebastiano e Severino. Questa tavola è migrata a Cleveland. Ci limitiamo a rilevare la maturità raggiunta dall'artista nel decorare il velluto e nel velo caratterizzato da un bordo orlato di perle. La frutta è un elemento tipico dei dipinti di Crivelli, che certamente influì su Lorenzo. A San Severino, in Pinacoteca, Maria è tra Battista e San Severino vescovo. La incorniciano angeli. Le ali appuntite sono quelle dei serafini, ma sono le variazioni del rosso che colpiscono. Dal ciliegio di Battista all'acceso della veste di Maria, all'ardente del Vangelo di Severino. Il piviale del vescovo è di una ricchezza che riduce a poco la figura, d'un naturalismo spigoloso ma virile quella di Battista, la cui magrezza mostra nervi e vene. Un dettaglio squisito: il velo di Maria è raddoppiato verso la fronte ed i capelli biondi in quel tratto mal si intravedono. Il bimbo sgrana il melograno, da sempre simbolo di fertilità. I suoi semi daranno molti frutti
così come sarà dal suo sacrificio. Maria accenna ad un sorriso. A San Ginesio, nel monastero francescano di Santa Chiara, una tavoletta devozionale mostra il gesto affettuoso del bimbo che però non consola la madre. Osservate il bordo del velo, merlettato a perline, è certamente Lorenzo l'autore. Il trittico della Pinacoteca parrocchiale di Corridonia è un primo capolavoro. I personaggi sono Battista, Maddalena e nelle cuspidi San Pantaleone, Cristo in pietà, e San Giuliano con angeli curiosi dietro al trono e la mela del Crivelli sul gradino. Maria è in raccoglimento. Il bimbo consolatore ne richiama l'attenzione con risposta dagli angeli. Battista è affranto. Maddalena sfoggia un abito da cerimonia reale. Regge un'ampolla con l'olio, quello della estrema unzione. Si può supporre, o forse è il Graal, che ha raccolto il sangue che dall'alto sgorga dal petto di Cristo. Maria è incoronata. Lorenzo ci sta confondendo. Due scene lontane 33 anni in una sola opera. Il fatto è già avvenuto e Maria, coronata, ricorda quel che fu. Ciò spiegherebbe la sua malinconia. Che dir di più? Forse sui colori più decisi, contrastati tra il bianco e il rosso, il blu li equilibria. Oppure le mani, realistiche quelle di Battista, goticizzanti quelle di Maria, goffe quelle di Maddalena. Nel museo per santi, Sant'Anna regge la figlia e il nipote, tra i santi Sebastiano e Rocco. Nella lunetta Cristo in pietà tra Michele Arcangelo e Domenico. Rocco indossa il corto mantello dei pellegrini, la sarrocchia, e dilata la piaga che la peste gli lasciò. Guarda chi non si vede, l'angelo che sognò, assicurandogli la guarigione. Sebastiano veste come un paggio, calza scarpe inadatte a lunghi viaggi, a differenza degli stivali in cuoio di Rocco, il pellegrino. La freccia c'è, senza ferire. Lo sguardo è rivolto alla ferita. Curiosamente, in questa tavola, per quanto piccola, gli occhi non si incontrano. Anna è atona, Maria si piega in sé, Gesù cerca la madre. Così è anche nella lunetta. Strana questa sacra e muta conversazione. Nel triangolo familiare il ritmo dei toni di colore è di rara finezza, come i veli delle due donne. Maria e Gesù sono dipinti di tre quarti. Alla perfezione del disegno di lei corrisponde un sboccio informe delle guance del bimbo. Nella chiesa della Maestà si trova un bellissimo Sebastiano, quello ripreso di tre quarti, un fisico atletico, dopotutto era un soldato romano, è disegnato con precisione. Ombreggiature evidenziano le costole, il volto aggraziato è effebico. Gli altri,
suoi simili, sono bambini. Non basta il sangue ai loro piedi ad emozionare. Un sorriso, semmai, nasce, osservando la freccia che ha trapassato entrambe le cosce. Ne ritroviamo lo stile in Anna, Maria e Bimbo. Prezioso il velo della Vergine, che nella parte sovrapposta a quello della madre lascia trasparire il giallo. Nella crocefissione scarna, essenziale, piace il paesaggio marchigiano, cui i calanchi non sono estranei. Superflue le ossa del memento mori. In quest'ultimo quadro, su uno sfondo fiorito, ritorna il velo e l'intimo dialogo tra madre e figlio, la cui aureola è sfalsata di 90 gradi. L'artista, nella pietà in pinacoteca civica, esibisce una pittura nuova, matura, rinascimentale. È compiuto ciò che presagiva. Ora la madre può mostrare il suo dolore. Cristo ha un corpo luminoso che risalta ancor di più nel blu del manto mariano. Il sangue è rappreso, così la sofferenza. Agli Uffizi, a Firenze, vi è una pietà straordinaria, ove Lorenzo sintetizza le sue esperienze pittoriche. Benozzo, Crivelli, Bellini. Forse ha attinto da tutti questi ed altri. Noi stupiamo dinanzi alla magia dei colori e ai nomi che la critica cita normalmente, aggiungiamo Pontormo in Santa Felicita a Firenze. La Natività è da cartolina d'auguri, semplice, da commuovere. C'è tutto, il bue, l'asinello, la grotta, gli angeli oranti ed annunzianti, persino una botticella ed un sacco di patate appesi al chiodo. Si sa, lontano, su morbide colline, Gerusalemme. Nella cuspide, Maria con il bimbo che si aggrappa al bordo della veste. A Sarnano ci aspetta in Santa Maria un affresco che ricorda il Lippi per gli angeli in orchestra e Benozzo Gozzoli per la grazia delle figure. Battista regge la ciotola battesimale. Il vescovo adora, il committente supplica. Nella cupola l'arcangelo annuncia ad una Maria consapevole del dolore che ne avrà. Perdere un figlio di 33 anni è di un modo atroce. Altri hanno usato la parola introspezione per qualificare la mestizia del suo volto. Dissentiamo. Non guarda dentro di sé. Lei specula, guarda oltre. Lei è la specola e tutto vede dal suo osservatorio. Nel tondo Dio incorona Maria. Tornano lo sfumato nel panneggio di Battista, mentre la luce dell'oro domina la parte centrale del tabernacolo affrescato. Un infante Sebastiano e San Rocco chiudono le pareti. Il loro culto è associato alla protezione dalla peste. Nella chiesa di San Francesco troviamo l'opera che da sola merita il viaggio. Polittico,
con Maria e Santi. Questa volta il pezzo da 90 è la pietà. Su un fondale viola Cristo deborda dalla cornice. Potrebbe cadere se non fosse sorretto da angeli. Il corpo è abbagliante nell'incarnato, nella proporzione, nella realistica rappresentazione, è perfetto. Lorenzo rovescia i ruoli. Sinora si è visto un bimbo sorridente consolare la madre. Qui 2 bambini piangono, struggendosi dal dolore per un uomo che videro bambino. Scendiamo di un piano. Maria per la prima volta è serenamente in preghiera. Il bimbo la indica e gli angeli concertano. Quello di sinistra, sotto un sole arancione, si illumina, a differenza del musico sotto uno spicchio di luna. Ammirati da tanta armonia, i santi ammutoniscono e noi con loro.